attenzione perché sono adesso rimasto, abbiamo il piacere di avere una grande star, una grande pop star, potremmo definirla così, un artista che si è fatto da sé. Signore e signori, se è qui in sala, diciamo, se qualcuno l'ha visto, lo avvisi, perché è il momento di Vittorio Cane. Benvenuto Vittorio Cane, fategli un applauso, che è arrivato anche col gilet stasera, col gilet, no? Allora Vittorio, you are the welcome, so che arrivi da una cena importante, una cena internazionale. You are welcome. Io non l'ho mai sentito questo. Non si può, hanno fatto delle rimostranze, purtroppo. Non gli dare peso. Allora Vittorio, dicevo, arrivi da una cena importante internazionale, una di quelle robe tipo delle Olimpiadi ancora, cos'era? No? Una cena di amici. Ma vogliamo fare anche più pomposa. Un matrimonio, cos'era? No, matrimonio non è No, battesimo, una cena di battesimo. di gala. Una cena. Allora, siamo appunto in compagnia di Vittorio Cane, un cantautore molto conosciuto in città. Sì. Abbiamo detto, no, Torino, la fabbrica, le abbiamo associate già questa sera perché sono state per molti anni una cosa simile. Molte tue canzoni parlano anche di lavoro. Noi volevamo chiederti, tu e il lavoro, che rapporto avete? Tu e il lavoro, Vittorio, che rapporto avete? Buono. Tipo? Io sto da una parte e lui sta dall'altra. A distanza? Sì, diciamo. distanza. Bravo. Senti, la tua musica sembra molto istintiva, libera, ispirata, composta di getto. È solo un'impressione? Insomma, com'è che fabbrichi le tue canzoni? Come fai? Ti scrivi prima le parole, prima la musica? Cosa fai? Non so, se lo vogliono sapere io lo dico. Non lo so, lo volete sapere? Una cosa veloce, ma la volete sapere? No, un'altra. Dillo, Non lo so, scrivo. Ma scrivi su un quaderno, scrivi sul computer, No, scrivi sui muri? sulla carta. Sulla carta, quindi ci sono, diciamo, i quaderni di Vittorio. Senti, una delle industrie più in crisi è proprio quella discografica. Tu che idea ti sei fatto? È un'opportunità, diciamo, è soltanto un problema? Nel senso, tu com'è che ti muovi in questo momento di crisi dell'industria discografica? Come ti muovi? Non so. Le prime domande le sapevo meglio, potevo fare qualche cosa più brillante, qua non lo so. Queste ultime sono difficili. Sì. Allora, proviamo con quest'ultima domanda, Vittorio. Cosa stai fabbricando per il futuro, diciamo? Qual è Ancora più difficile. E per il futuro... No future. Ah no, c'è. C'è. Ma cosa c'è? Sono delle date, no? Ah, le date? No, ecco allora. Tutti quelli che ci sono qua, se non vanno a vedere lui, che ha capito che sono la stessa sera insieme a lui, mi sembra. Cos'è che c'è? Mercoledì, vabbè, ma ho capito, ma adesso non è che è mercoledì. Tu Oggi... di quando suoni tu, poi uno sceglie che deve no, fare. allora io no, ho sbagliato. Allora, io suono venerdì 17 gennaio. 17 Brumai. No, 16. 16, venerdì 16. E dove suoni? Insieme a Dejan e un altro, che non pronuncio. All'Hiroshima. Perciò... Oh, all'Hiroshima. Fategli un applauso di incoraggiamento. Dopo, non avevo capito. Allora Vittorio, abbiamo parlato di lavoro questa sera, tu ci dai l'opportunità di parlare, diciamo, di quello che normalmente comunque è un giorno di non lavoro, diciamo, anche se ormai con questa cassa integrazione, con le fabbriche che chiudono, stanno diventando un po' tanti questi giorni di lavoro. Una volta ce n'era solo uno alla settimana di questi giorni. Sì. Qual era? Era la domenica. Mi piaceva. Bravo, mi sei piaciuto, mi sei piaciuto. E tu hai scritto, diciamo, questa canzone di domenica, no? Pensando al fatto che non stavi lavorando. Non si sa. Signore e signori, però si sa che questa è Domenica di Vittorio Cane. Lo so. Grazie. Aspetta, posso fare il direttore d'orchestra? Ok. Ci mancherebbe, come tutto. Vai. Allora andate. Oggi è ancora domenica e son 3 giorni che domenica
quasi perfetto e rotola. Così ora non c'è polvere, nana, e per trovare il centro e non sprecare vento. Mi accorgo che ancora domenica, son 7 giorni che domenica, a destra qualcuno che supera ed è in ritardo e recupera, nana, e per trovare il centro e non sprecare vento, e per avere un tempo e continuare lento, oh, oh, ah. E ancora domenica, è solo domenica, e ancora domenica, ah, ah. Ma oggi è ancora domenica, son quasi un anno che domenica, 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 ah, banana, banana, na, 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 domenica, e domenica, Grazie Vittorio Cane, che è intervenuto così al volo. Ladies and gentlemen, prossimamente live. Grazie a Vittorio Cane. grazie. Ecco. È venuta bene. È venuta bene. Allora Vittorio, noi Per la storia, ma è venuta bene. ce l'abbiamo fatta. Senti Mattia, Siamo arrivati al momento mio preferito, se non forse. sbaglio, dovremmo essere al tuo momento preferito. Sì, perché sì. So che tu sei un grande amante dei quiz. Possiamo iniziare con un TRQ così, tanto per farne uno? Sì, dai, per gradire. Un TRQ così, in mezzo alla storia.